L'arrostidora, i marroni, l'autunno sono simboli di questa stagione bellissima che nella pedemontana trevigiana, a Combay per la precisione, assumono un sapore particolare, perché Combay è il paese dei marroni IGP. E Maria Vittoria Moro è la presidente della Proloco. Perché sono qui? Perché il marrone per Combay ha un significato molto particolare e molto forte. Innanzitutto partiamo dalla produzione agricola. Perché è zona tipica di marrone questa, Maria Vittoria? Questa è una regione un po' dotata il terreno è molto buono per coltivare marroni, ma proprio perché c'è il terreno acido, i castagni crescono molto bene. Fin dall'antichità questo era un terreno che venivano coltivati i castagni anche per mandare alla Serenissima di Venezia. Quindi è sempre stato un fornitore, diciamo. Certo, sì, sia di marroni e castagne che di pali. Ho capito, e quelli servivano per le navi e poi per anche per le palizzate di Venezia. Sì. Quindi pensate, Venezia costruita sul castagno de Combay. Sì, esatto, e da molti anni durano questi pali immersi nell'acqua e non si marciscono. Questa però è stata una risorsa importante anche per le famiglie di Combay, perché una volta era il pane dei poveri questo, no? Certo, certamente durante la guerra, se Combay non avesse avuto i castagni sarebbero morti tantissime persone, perché durante la guerra si sono alimentati solo a castagni. È una cultura che continua anche ai giorni nostri. Sono soprattutto le famiglie, vero se non sbaglio, a portare avanti questa che è una tradizione più che una cosa che dà un reddito vero e proprio. Sì, no, il reddito è la cosa minima, ma però tutto il contorno è una cosa molto interessante, i boschi sono puliti, la gente può venire a camminare e vedere i paesaggi, eccetera. Si può vivere un paese in una maniera veramente tranquilla e bella, insomma. Ecco, un paese che, mi diceva Maria Vittoria, conta 400 anime. Sì, più o meno 450, così, certo. Insomma, tra grandi e piccoli. Quando si avvicina il periodo dei marroni, questo paese si trasforma. Diventa un'entità molto più viva, molto intensa. C'è un fermento in tutte le vie. Perché? Perché c'è la festa del marrone di Combay. E cosa succede a Combay quando c'è la festa? Beh, tutti si prodigano a preparare, a mettere a posto, a fare accogliente questo paese e che sia bello quando c'è un visitatore, perché l'accoglienza per noi è una cosa molto importante. Quindi c'è tutta una comunità che si muove, non c'è soltanto un gruppo della Proloco? No. Sono le famiglie? Ogni famiglia ha qualcuno che aiuta in Proloco. E infatti se voi passate per il centro in questi giorni ci sono gli scultori, ci sono gli abbellimenti floreali, c'è qualcuno che ha messo anche delle sculture in terracotta davanti alla propria casa, insomma è un paese che vive questa risorsa come un qualcosa di forte, di spettacolare e di intimo, perché ce l'avete dentro voi. Ma infatti è una cosa speciale per noi, perché per noi il marrone è stato valorizzato, ma però lo abbiamo valorizzato noi nel tempo. E oltretutto il modo migliore per valorizzare questo frutto è la cucina, i dolci in particolare, ma non solo. Qui c'è tutto un indotto ormai legato al marrone dal punto di vista culinario, vero? Esatto, noi anche nel cibo la base è sempre il marrone. Facciamo lasagne al forno, facciamo gnocchi con i marroni, facciamo tortelli, spezzettino con i marroni, ma tutto quello che abbiamo fatto nelle nostre cucine è solo a base di marroni. 450 persone che abitano in questo posto, e quanta gente viene alla festa? Beh, circa 70-80 mila persone. Giusto per far capire. Siamo belli pieni la domenica.
mentre Davide continua a far girare i marroni, e come li fa girare lui, li fa girare Sì. veramente bene, io vado in un altro posto, perché passando davanti ho visto un cartello che mi ha un po' preso. Venite a vedere. Eccola la Cioccolomba. Pensate, cioccolato normale, ma dentro c'è una forma di cioccolato fondente fuso con dentro a sua volta marron glacé e castagne marroni di Combay cotti. Capito perché si chiama Cioccolomba? Questa te ne dà energia, quella che mi serve per la prossima cantierata. Ciao ragazzi, continuate a seguirmi. Io mi fermo qui per un po' perché ho bisogno di energia. Ciao!